Sì, lo sappiamo, questo era il brano con il quale Ultimo arrivò a vincere le nuove proposte sanremesi nel 2018, il ballo delle incertezze. Ma noi abbiamo tante certezze nella vita, una di queste è che amiamo follemente, non ci vergogniamo di dirlo pubblicamente così, poliamore. Ivan Fiore! Oh, ciao, ciao Ivan! Abbiamo un Ivan al quadrato. Sarebbe il divano, praticamente sei comodamente seduto su di noi, su due posti sbagli con one. Non pensarla sotto l'aspetto, diciamo, non ci fisico. Si può arrivare mai, solo lui può trovare questo nelle parole. Io lo amo follemente, gli voglio un bene dell'anima. Di buon umore. Sì. La possiamo anche ripetere più spesso, diciamo, siringa del buon umore va bene. Ma tu sai ballare? Sinceramente no. Pensa che i miei genitori insegnano ballo da sempre. I tuoi sono genitori l'unico del insegnano film ballo da sempre, da tu non sempre. sai ballare. Niente, l'eretico della famiglia, cioè quando niente. E scusami, è quando hai detto mamma, papà, vado a fare un film sul ballo. Si sono messi a ridere pensando che fosse un tuo sketch. Erano contenti. Okay. Dico, io devo raccontare una cosa, parentesi. Vai. Folle. Geraci Siculo, durante le riprese il protagonista è Fernando Sosa, poi in realtà sono anche io. I protagonisti sono io, Fernando Sosa e Ivan Fiore. E c'è anche Cichito è Ballando con le Stelle, è stato quest'anno uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, è diciamo l'antagonista di Fernando. Eravamo in piazza Geraci, io Fernando, ma insegnatemi due passi, quindi c'erano tutti i maestri, noi i maestri più bravi al mondo, quindi eravamo tu in piazza, vai destra, sinistra, fai qua, a un certo punto uno, belli che guardava la scena. Uno signore si avvicina, ragazzi seguitemi, si fa così, e ha cominciato a spiegare al maestro Fernando è stato per me, ecco, cioè, esiste qualcosa, un disegno perfetto, e ci siamo messi là, quello no, fai così al maestro Sosa, è stato un momento bellissimo. Ma qualcuno poi gliel'ha detto chi era? Io no. È lui il signore? No, vabbè, questi sono quelli che non si vergognano di niente, non ho dubbi. la sfacciataggine. Fantastici. Ma per chi si fosse messo in collegamento Sì. soltanto adesso, che ci fa Ivan Fiore in Open Day Cinema? Che ci fa? Dovrebbe stare dentro le vostre TV, dentro Amazon Prime con Sballo per te, tu dici accendi, lo trovo lì, e invece è qui. Dovrebbe essere dentro la TV o al Teatro Orione. Ieri quando eravamo ci al sono Teatro Orione. le registrazioni di Comici in Palazzo. La nuova stagione, e invece è qui. Sei qui. Ovunque, sei un prezzemolino. Sì, è solo su Prime Video, diciamolo. Ma la cosa bella è che fatto spettacolo ieri, tra il primo e il secondo tempo, chi ha Prime Video e vedi un sacco di all'Orione pieni. L'altro ieri, domenica, a Partinico, abbiamo fatto il punto Gio, Valentino e Lupetto. Alla fine dello spettacolo, Valentino, quanti di voi hanno Prime Video? Uno. Teatro pieno, uno. Non ci credo. Quindi la tristezza, guardate. Allora, parliamo di altro. E vabbè, può capitare, queste piattaforme. Strano perché Ma basta non lo danno avere in abbinamento basta avere ad l'abbonamento Amazon. a Prime. Esatto. Si vede no, che dico, nessuno compra su Amazon. funzionano Non lo so, male i non servizi poteva postali. aprire un pubblicità. dibattito. Funzioneranno male i servizi postali da quelle parti. Quindi io sono qua per la classifica dei miei film preferiti. La classifica dei tuoi film preferiti. Sì, vabbè, non lo so. Non è questa. Qual è il tuo film preferito? Posso dire pure i peggiori. Cioè io direi i peggiori, per esempio per me Il forse Bambola, perché ero militare. Quindi, quindi già Avevi immagino questo grandi clima, speranze. questa tristezza da militare che io in mezzo a hooligans. Ma perché hai fatto il militare tu? Sì. Che anno eri? Ti immaginavo Decimo 96. E io secondo 90. E tu sei molto più. L'hai fatto anziano, no, abbiamo la più no, secondo me non Ti lo so. immaginavo obiettore di coscienza. Ma no, però dico il militare. Guerra Quindi fondaio, immagini questo ok. clima da militari. Ma tu cos'eri? Io ero fuciliere assaltatore. Ma Ero 30 anni. Io radiofonista conduttore. Già conduttore, vedi che cosa Vero? meravigliosa. Eri radiofonista conduttore Sì. mentre facevi. Ma qua rischiamo di parlare di militare, di No, però esercito. quindi in questo clima triste andiamo al cinema a vederci Bumble, un film inutile. Inutile. Dormite. E poi invece il mio più bello, lo dico, Schindler List, per me Capolavoro. Ascoltiamo i Black Eyed Peas. Questo ritmo ormai 20 anni a questo brano. Sì, stavo pensando esattamente dove stavo 20 anni fa e che si faceva in questo periodo. Ballavano queste canzoni. ne dimostra meno. Vero? Cioè, la canzone che dimostra meno è E attuale. qualcuno andava a vedere Bambola. Ma lascia Ma che stare, miseria. no, qualche anno fa in più andava a vedere. C'era pure l'estetista e il parrucchiere, l'altro film. È un momento bello del cinema italiano. Niente, parliamo di altre cose più Sì. belle, che è meglio. Abbiamo detto che su Prime c'è Sballo per te. Questo film in realtà l'avete girato un bel po' di tempo fa, però è stato travagliato il percorso che l'ha portato fino adesso alla È piattaforma. un parto, quindi con tutti i Ma momenti lungo. lungo parto
pensa che io seguivo il montaggio insieme a Massimo, perché il maestro Scalici, il regista, nonché si è occupato del montaggio delle colonne sonore, che sono forse la parte più bella del film. Però vederlo senza musica, il film, vederlo era orribile. Quando lo vedevo non mi piaceva. Ma avevi mai seguito così i vari passaggi di montaggio? Sì, tu sei stato al montaggio. Sì, se lo guardavo e non mi piaceva più. Cioè, ci sono situazioni in cui mi stonava, perché vedevi le battute. Sì, ma la musica poi ti alza le battute. Ci sono situazioni in cui senza musica non funziona il cinema. È fondamentale. Bravo. È il connubio perfetto. Ci sono cose indissolubili nel cinema, che sono la sceneggiatura, che si sta quasi dimenticando, la fotografia, ma le musiche. Sono queste tre cose che fanno. E anche il montaggio. Il montaggio ancora di sbagli... più. Ancora di più. Penso un pochettino, guarda, lo dico Valentino Picone, che penso che mastichi bene il cinema e ne conosce. Quando ha visto il film ha detto: se mi avessi chiamato per il montaggio una mano te la davo, te lo velocizzavo di qualche minuto in qualche scena, perché capisco che magari era una delle prime volte. Per me è stato un onore. Ho detto: Vale, io non ti ho mai disturbato in 30 anni che ci conosciamo. Ora che me lo stai dicendo, sì, lo prendo, dico il prossimo film, dico: Vale, dai l'ultimo occhio tu, perché l'occhio tuo è incredibile. E quindi sono cose che... È una persona stupenda, Valentino, mi va di dirlo, perché è molto generoso, non è uno che se la tira pur avendo un successo strepitoso, ma mi è già successo, mi è già capitato di sapere che lui si mette davvero generosamente a disposizione e dà dei consigli molto molto utili, Eliana. Questo ovviamente per chi mette mano alla produzione prima, ma alla post-produzione è valore aggiunto. È un'altra cosa che mi ha detto bellissima. Noi ci siamo scervellati nella scrittura, Antonio Esposito, io e Massimo, sul dare una risposta a tutte le domande che potevano esistere, quindi per evitare le brutte figure. Questo da dove viene? Questo cosa fa? C'è il protagonista che perde la memoria, che in realtà noi ci abbiamo comunque già caricato una malattia che esiste veramente, che è che si chiama lo stress, che può causare, vabbè, c'è un nome proprio tecnico quella malattia. Sindrome da stress post-traumatico. Esattamente questo. In più lui cade SSPT. Esattamente. La dottoressa dice: non evita lo stress, evita i viaggi, e poi lui in realtà va in Sicilia lo stesso. Però in più cade e batte la testa, quindi perde la memoria. Valentino dice: poteva direttamente cadere e battere la testa e basta. La soluzione è se dice il cinema si fa meno domande di quello che pensi. Vale a sapere queste cose, dico. In gergo tecnico asciuga. Esatto. quella scena. Sì, io voglio fare vedere qualcosa di questo film. C'è il trailer. Possiamo vedere insieme il trailer di Sballo per te. Dici dove lo vediamo? Attraverso la nostra app, attraverso il sito radiovin102.it. E intanto eccolo qui, è Sballo per te. Ecco a voi Torres Company! Santiago Torres è il più grande ballerino di tutto il planeta. Presente il conte siciliano. Victor, cosa faccio 2 giorni in Sicilia? Benvenuti a Roccalini! Saluzzo, buongiorno! Tu le torte le sai fare? Con le salate. E allora facciamo una bella torta salata! Panna, fragoline e crema chantilly! Salata! Non è cosa sua. Ma che sei, il mio nipotino preferito? Cara zia Lina, io sto molto bene. Il lavoro va alla grande, cucino tutto il giorno. Che lavoratore. Non mi sento un gran lavoratore. Oh, scusate. Amnesia globale transitoria. Niente stress, niente viaggi. I farmaci che le ho prescritto per il cuore non fanno più nessun effetto. Zia Lina, Michele sono io. No. Attenzione che ti scivola. Minchia caruta! Michele! Chi è Michele? Tu, dico Michele. Ma poi secondo te, uno sconosciuto, ti sequestra uno come te, se lo porta in un paese in Sicilia? Cioè ci non vuole fantasia, così. Mueve tu cintura sin cesar, baila mamacita sin parar, rumba por aquí, salsa por allá, goza esta vida sin pensar. Hai sentito Ivan Fiore che canta bene? In inglese.
la parte finale ero io che lo stringevo. Era perfetto. Sì, complimenti. Per uscire questo suono ci vogliono gli angeletti. I doni, questi sono sotto doni. tutti i punti di Doni di natura, che ci vuoi fare? È così, Ivan Fiore dove lo tocchi suona. Esatto. La chitarra l'ho lasciata là, però va bene, il suono va bene. Certo, il suono può essere anche stonato, ma sempre suono è. No, a proposito di suono, mi hanno veramente colpito le musiche del film Sballo per te, lo ricordiamo, di Massimo Scalici su Prime Video, tutte musiche originali, Ivan, e questo è molto bello quando l'autore si cimenta sia nella regia che nelle musiche, poi diventa veramente un mix perfetto. La storia è molto bella, è molto semplice, trascorri un'ora e mezza di puro relax, divertimento, serenità. È una splendida cartolina. Il problema è stare seduti sul divano e non mettersi a ballare. Sì, però diciamo che non è poi c'è la musica, è la colonna portante, ma non è la musica solo il protagonista. Vabbè, lo capirete vedendo, lo vedrete capirendo. È una splendida cartolina di cineturismo, Eliana, perché queste scene iniziali dove Ivan Fiore si cimenta e si improvvisa guida turistica per le viuzze di uno dei tipici paesi delle Madonie. Ricordiamo, il film è stato girato fra Geraci Siculo, Petralia Sottana e Alcamo, con delle incursioni Sicilia, tra Palermo e Milano. Esatto, ma c'è anche Milano in questo racconto per lo diceva Sciascia, la Sicilia è cinema, c'è poco da fare. E tu dai conforto a questo noto ballerino che, stanco delle sue tournée, decide di riposarsi. Non è proprio decide di riposarsi, poi vedendo il film te ne accorgere proprio decide, no. Ci capita. È costretto a prendere una pausa. Si ritrova in Sicilia. Ma sto pulmino dove l'avete trovato? Anche lì grazie a Calandra e Calandra, la rete di amicizie. Ricordiamoli, Calandra e Calandra fondamentali nel film. Sai che è bello, che mi piace, dice il film low budget. A parte che low budget comunque significa che ci vogliono un sacco di soldi, low budget rispetto alle grandi produzioni da milioni di euro, però che ci vuole tantissima voglia per riuscire a portare a termine l'operazione. Fantasia. Devi arrangiarti, che è quello che noi sappiamo fare bene. Quindi chiedi ai Calandra e Calandra, questo dove lo troviamo? Aspetta, io ho un cugino di un parente di un amico che forse ci può aiutare, no? C'è anche questo che si innesca. Troppe cose ci sono, gruppo elettrogeno, tu vai a pensare che dovunque, troppe cose, dove mangiano e dove dormono e cosa fanno. Siete finiti a casa di qualcuno tra una ripresa e l'altra? Sì, certo, mangiare certo, e ovunque c'è stata comunque accoglienza e ospitalità. Che bello questo, Eliana, quante volte abbiamo affrontato l'argomento del tax credit, degli incentivi che dà il governo per il cinema, di questa forbice che parlo per il passato, è stata utilizzata veramente in maniera vergognosa in termini di contributi. Sentivo adesso l'appello un po' di Saviano, reduce dal Festival di Berlino, non so se l'avete visto sui social, non sta viaggiando molto, forse anche una forma di censura, ma lui attacca moltissimo anche questa decisione di avere finanziato per esempio il Colossal di Mel Gibson. Per carità, film bellissimi, ma ha drenato tutte le risorse che probabilmente potevano essere distribuite anche alle produzioni indipendenti. Ha bisogno dei finanziamenti italiani? Questo è un altro interrogativo. Questa è la domanda. I finanziamenti, è la stessa storia di quando vai in banca e per darti il mutuo ti chiedono se c'hai i soldi. Se ci avessi i soldi non chiederei il mutuo. Se chiedi i finanziamenti, andiamo a finire ovunque. Possiamo parlare dall'Olivetti a come mi sembra basico, però se io sono una piccola produzione di un territorio, ho bisogno di più aiuto sicuramente di chi c'ha dietro grandi case di produzione, grandi finanziamenti, grandi nomi che già da soli attirano una valanga di sponsor. I piccoli come devono crescere? Vabbè, riflettiamo su questo interrogativo, poi ci concediamo qualche altro minuto per parlare di Comici in Palazzo, di queste nuove riprese, ma lo facciamo subito dopo aver dato spazio alle news di Radio In. Concentrare su Palermo, perché a Palermo che si può andare a vedere Comici in Palazzo. Le riprese
sono in corso, c'è il laboratorio, ma ci sono le registrazioni delle nuove puntate. Dici tutto, perché sappiamo che c'è una nuova stagione all'orizzonte. Non solo cinema oggi, Ivan, perdonami, non solo cinema, c'è anche il teatro e la clip, TV. quindi da supporto. In realtà proprio ieri abbiamo registrato la 4ª puntata, ci stiamo portando avanti con le puntate e andrà in onda il 6 marzo la seconda stagione. Tante novità, tante conferme. Sei soddisfatto? Molto soddisfatto, Ok. anche perché visto che ci piace il diverso, comunque è una una sitcom, non c'è spalla e comico, ma è una scena che si ripete, una portineria dove entrano e escono i condomini ed è molto, guarda, ecco là, quello sono io che faccio il professore che racconta le cose. Le scene sono perfette. I miei giochi di parole sembrano una curato portineria. molto, sì. Quindi andrà in onda il venerdì sera. Venerdì sera abbiamo deciso di mandarle il venerdì sera. Sì, abbiamo anche lì, perché grazie ai tecnici di TRM, anche lì lavorare sugli ascolti, capire quale fascia oraria, perché Ci la sono anche seconda delle serata repliche in seconda serata che funzionano sempre ancora di molto più, bene, ancora sai? di più della prima serata. Perché magari qualcuno Dove esce e registrate? poi si ritira. Al Teatro Rione. Ok. Al Teatro Nuovo Rione. E c'è la possibilità di partecipare come pubblico? Ieri era sold out, quasi sold out, e se pensi che è lunedì un teatro di 600 persone, comunque dico, la gente viene, partecipa, si diverte, la coinvolgiamo senza coinvolgerla direttamente, non c'è il parlare col pubblico, se non nel pre-show e poi inizia lo spettacolo, inizia una alla americana, quando andavi a vederti Friends o altre cose, ti sedevi, ti guardavi O da il pubblico. Maurizio Costanzo Show, per A esempio. me piace raccontare, l'ho raccontato l'altro giorno anche in TV, perché mi è capitato che un ragazzo che conosco mi dice: se sai, sono andata a vedere Comici in Palazzo, ho riso, però lo sai che succedeva? Che ogni tanto tornavano indietro, ripetevano le cose, ma forse non erano ben preparati. Faccio: no, è la TV, se stai registrando, così come succede al cinema, ogni tanto ripeti una scena, Esatto. la fai da un'altra angolazione, O sbagli, o sbagli sbagli. e hai bisogno di fare il chuck, diciamo, corrispondente del cinema in un altro modo. Ho detto: è normalissimo, anzi è divertente, perché vai a fare anche l'esperienza da pubblico Ieri- di capire come funziona una registrazione 30 televisiva. secondi. Ieri divertentissimo, Claudio doveva dire Involtino Primavera e disse Involtino Paradiso e scoppiò la risata all'Involtino Paradiso e si è aperta la scena, abbiamo dovuto rifarla perché non esiste l'Involtino Paradiso. Ed è bello perché poi magari in TV vedi la versione pulita. Sì, A sì. me piace, è come partecipare a un backstage. Esatto. Ivan, grazie Grazie. mille. Grazie. Ricordiamo Grazie, caro. Comici in Palazzo per chi vuole vedere Cabaret allo stato puro, e dal 6 marzo sarà anche su TRM, mentre per vedere Ivan Fiore, attore, coprotagonista insieme a Marcelo Sosa di questo grande film Sballo per te, basta andare su Prime Video ed è lì gratuito, a disposizione di tutti, ed è un gran bel film. Anzi, poi fateci sapere Sì. il vostro feedback, i vostri commenti. Grazie. Grazie Ciao, Manuccio, ciao, buona giornata. ciao. Ci sono i consigli di Radina e poi continuiamo.